Buongiorno Facebook, buonasera a tutti ragazzi, stasera facciamo un bellettorio del ripieno ragazzi, spettacolo di spettacolo. Per prima cosa ragazzi, ci porta scalogno, una ciocchina e un po' di fosforescenza, ma non stiamo preparando il ripieno, va bene? Buttiamo un po' di pinoli e passa. Adesso per il colore un po' di salsa di pomodoro fresco ragazzi, vedete la cipolla è appassita e la buttiamo nella mollica di pane fresco. Aggiungiamo un po' di formaggio e un po' di prezzemolo fatto negonino, ma non lo fa. E impastiamo tutto, ma non lo fa. Andiamo a riempire ragazzi i nostri tori da così, bella abbondante, quando lo fa, vedete quando lo fa. Allora fai i secchini così, lo andiamo a sigillare, lo andiamo a chiudere. Quando lo fa, guarda che c'è catori già belli imbottiti. Adesso andiamo a fare aglio e olio, mettiamolo un capo, quando lo fai, soffiggiamo un po' l'aglio e buttiamo pomodorini ciliegini. Ci siamo? Dopodiché salsa di pomodoro fresco, mi raccomando. Guarda che c'è qua, quando lo fai. Aggiungiamo di sale e andiamo a mettere i toderi, quando lo fai. Carinci. Una, due, le code, la testa, curva, e chi si reclama. E li lasciamo a guccia fino a quando si cuoce. Una mangiatina di petrosino ragazzi. Alla fine, a fine cottura, andiamo a fare l'assaggino in live. E copriamo tutto, ma dove fa? A dopo, dove fa? È cotto e lo andiamo a tagliare. Va bene, sto tenendo, dai. Ok, va bene, ciao. Ciao. Questo perché? Dove fa? Allora che c'è qua ragazzi? Io cos'è un spettacolo di spettacolo, l'assaggino lo faccio perché è cavolo. A merita di fare un quadro. C'è.